Walter Mazzetti, lei è un grande sindacalista di un sindacato importante, ha il polso della situazione. Come la prenderanno i suoi colleghi dopo questo provvedimento del ministro Cancellieri? Innanzitutto dovremo vedere esattamente quali possono essere le ricadute, quindi analizzeremo quelli che sono poi i principi cardini di questo decreto. Parlare di emergenza carceri mi sembra un paradosso, perché di emergenza sovraffollamento carceri se ne parla ormai da più di 30 anni. Beh, sono dati di fatto, Quindi, però che sì, c'è una situazione molto però non è un'emergenza, nel senso che è una situazione ormai che si è cristallizzata da 30 anni a questa parte. Ci sono stati diversi provvedimenti, ma abbiamo visto, insomma, se l'esperienza insegna, che non hanno poi portato quei risultati sperati. Ora il ministro Cancellieri è un ministro tecnico, è un ministro tecnico, viene dal Ministero dell'Interno, dovrebbe quantomeno, immagino, aver considerato la ricaduta che questo provvedimento può avere poi sulle forze dell'ordine, cosiddette generaliste, quelle forze dell'ordine che tutti i giorni sono impegnate. Ecco, prima si parlava... Sarà però la magistratura a valutare caso per caso, no? Quindi noi dobbiamo pensare che ci sia un criterio anche non solo automatico in questo caso. Ma il criterio immagino che debba essere poi uguale per tutti. Quindi una volta individuato il criterio dovrà essere fatto rispettare, perché non si può pensare che un magistrato conceda e un altro non conceda a parità di condizioni. Anche qui ci troveremmo di fronte a un paradosso. Condivido appieno quello che ha detto il servizio, delle condizioni sicuramente disumane, così come lo sono, e si diceva, le condizioni disumane degli operatori della polizia penitenziaria che lavorano quotidianamente nelle carceri. Quindi sicuramente va in una direzione. Bisogna vedere apposta quelle che possono essere le ricadute sull'operatività e sulla sicurezza che si offre, perché una cosa è certa e va scomprato subito il campo da ogni dubbio: le risorse attualmente a disposizione per le forze dell'ordine sono insufficienti, sono insufficienti ad assicurare lo standard di sicurezza e soprattutto quello standard che serve poi a tutti i cittadini per considerarsi liberi in un paese democratico. E sentiamo questa cosa, Mazzetti, va cambiata la distribuzione? Si potrebbe in qualche modo incidere su questa mappa della sicurezza senza allocare altre risorse? Allora, innanzitutto permettetemi di dire una cosa sulla questione Casa Pesenna. Insomma, noi dell'UGL abbiamo già espresso il nostro secco e preciso no sulla chiusura di quel posto di polizia. Non mi meraviglia però questa disposizione, questo provvedimento, se solo pensiamo che pochi mesi fa, quindi no roba di anni fa, pochi mesi fa, per una logica di risparmi abbiamo rischiato di chiudere 40 questure. 40 questure stavano per chiudere, insieme all'amico Felice Romano abbiamo dovuto prendere pagine di giornali a pagamento comprare. Anche Vibo Valencia, Crotone, grandi città dove l'assurdità era che in conseguenza della chiusura delle province, in conseguenza delle chiusure quindi dei costi e delle spese della politica, si rischiava di dare meno sicurezza ai cittadini, quindi non mi meravigliano certi provvedimenti. Per quanto riguarda alla questione anche che si diceva della carenza di risorse, io vorrei cogliere l'occasione di due esponenti, PDL e PD, di questo governo che conosciamo bene o male, che quindi è da tanto tempo che seguono i lavori delle forze dell'ordine, conosciamo la loro sensibilità, per ricordare che innanzitutto questo governo potrebbe emanare subito un DPCM, un provvedimento che rende disponibili quelle risorse economiche che servono ancora a pagare gli straordinari di tutti quei poliziotti che hanno lavorato per l'emergenza Nord Africa per il 2012. Perché noi dobbiamo dire questo, il modello sicurezza che c'è oggi... Ci sono un sacco di suoi colleghi che devono essere ancora pagati. Ci sono colleghi che devono essere ancora pagati per gli straordinari effettuati nel 2012. Quindi è un po' questo, le risorse sembra che ci siano, basterebbe un DPCM che le rende disponibili, quindi all'interno, per liquidarle, per pagarle. Quindi voglio dire, il problema è che spesso poi si fa fronte con capitoli ordinari a quelle che sono delle straordinarietà e in questi casi io penso che il Parlamento, il Governo debba stanziare dei fondi, dei capitoli. È vero che ci sono delle caserme che non pagano l'affitto? Ma le dirò di più, ci sono molte. Allora ci sono... La polizia e i carabinieri morosi in qualche modo, è un paradosso. Ma le dirò di più. Però certamente magari i cittadini quando lo sentono plasticamente rimangono un po', perché è qualcosa anche che va contro l'etica di un carabiniere o di un poliziotto. È un cattivo pagatore, perché si è dovuto fare un decreto per garantire i pagamenti della pubblica amministrazione. Però quando è una caserma dei carabinieri o un commissariato la cosa suona in modo anche più inquietante. Sono tante le strutture a cui siamo morosi nei confronti. Ma le dirò di più, 2 anni fa
un insieme di imprenditori che avanzavano quindi creditori nei confronti del Ministero dell'Interno, hanno provato anche di pignorare gli stipendi dei poliziotti. Quindi voglio dire, sì, ci sono situazioni che poi veramente rischiano di flagrare in maniera veramente importante e avere una ricaduta sugli operatori della sicurezza. Perché una cosa che va detta è che oggi il sistema sicurezza si tiene sul volontariato degli operatori, perché è completamente al collasso. Felice prima parlava delle volanti, ad esempio, faceva l'esempio della questura di Roma, da 30 a 15, 35, ma il problema 15. anche delle volanti è, guarda, in maniera semplice, rubo un minuto solo. I soldi per la benzina, perché noi facemmo anche manifestazioni dove chiedemmo le risorse, chiedemmo ai cittadini un contributo libero e volontario per la benzina, per pagare la benzina delle autovetture. Il problema è semplice, il capitolo, quindi il portafoglio con cui si paga la benzina, è lo stesso capitolo con cui si paga la manutenzione dei mezzi e la revisione delle auto. La revisione non si fa perché non ci sono risorse. Tutto quel capitolo già insufficiente per pagare la benzina, quindi non ci sono risorse per la manutenzione, quindi ogni volta che una macchina fa un incidente o ha un problema non si può mettere a posto, si mette da parte ed è una volante in meno, perché quel capitolo a malapena serve per il pagamento della benzina. Io penso